È un mercato immobiliare in continua evoluzione che va ancora analizzato per comprenderne appieno i possibili sviluppi futuri. Di sicuro la gente, la popolazione sta cambiando, il ring centrale cittadino è ancora attrattivo, ma nel complesso la città attira di meno, con sempre più persone che cercano una nuova vita in provincia piuttosto che in periferia. Abbiamo parlato dell'andamento del mercato immobiliare di Udine provincia del 2024, affrontando diverse tematiche, dal cambiamento climatico al nuovo modo di costruire legato al risparmio energetico e affrontando logicamente i numeri che sono freddi ma veritieri, che parlano di mercato immobiliare in evoluzione e in aumento per quanto riguarda la provincia di Udine e in leggera flessione per quanto riguarda il comune di Udine. Parliamo di un più 7% rispetto all'anno precedente, nella provincia, e un meno 2% rispetto al comune di Udine. Un'altra sfida da affrontare poi sarà quella del calo demografico previsto nel prossimo decennio, con la regione Friuli-Venezia Giulia che potrebbe perdere quasi 100.000 abitanti. Ecco quindi la necessità di politiche attrattive. Chiaramente uno dei dati che dobbiamo rilevare è che l'atteggiamento delle persone è cambiato, l'atteggiamento verso l'abitare è cambiato, da un lato si punta su una maggiore qualità, dall'altro evidentemente l'aspetto economico assume ancora un ruolo importante, seppure evidentemente anche dal profilo dei tassi qualcosa per fortuna si è mosso. E quindi bisogna essere fiduciosi o pessimisti per il futuro? La risposta non è così ottimistica da parte del vice sindaco, urgono infatti politiche attrattive che facciano restare in regione i giovani. Il territorio regionale nella prospettiva dei prossimi 10 anni è che perderà circa 100.000 abitanti, quindi la città e la regione si stanno depauperando da questo punto di vista qui, fa il paio con la residenzialità, i servizi, quindi uno dei temi sui quali abbiamo lavorato assieme anche alla FIAIP è il tema appunto che abbraccia il bando, no? Che adesso con luglio manderemo fuori, che abbiamo approvato l'indirizzo in assestamento del bilancio, 1,5 milioni sulle nuove aperture commerciali, sulla rigenerazione commerciale. La cosa che mi preoccupa di più è questa qui: noi siamo come provincia di Udine al 92esimo posto come natalità, all'86esimo posto come imprenditorialità giovanile, vuol dire che i nostri giovani li formiamo e tendenzialmente vanno a scaricare fuori dal nostro territorio regionale quello che hanno imparato nelle nostre università. L'Università di Udine ci dice che negli ultimi 12 anni sono andati via dal Friuli Venezia Giulia 30.000 giovani, di cui il 51% è laureato. Questi sono i dati che poi ho condiviso con FIAIP stamattina. Non si può guardare solo all'oggi o alle operazioni di piccolo cabotaggio, ma bisogna immaginare qual è lo sviluppo della nostra regione da qui ai prossimi 10 anni.